Al Lido di Venezia la stagione balneare 2023 è già una realtà, aperti gli ombrelloni al Blue Moon già in aprile, confidando in un meteo favorevole si potrà quindi andare al mare, trovando gli stabilimenti balneari in piena attività. La soddisfazione di Alessandro Berton, presidente di Union Mare Veneto. Dopo l'apertura anticipata in occasione del weekend di Pasqua, con oggi ufficialmente parte la stagione balneare sulla costa veneta, sono molte le strutture aperte a Jesola, a Cavallino Treporti, a Bibione, ma oggi ci troviamo al Lido dove la Venezia Spiagge ha ufficialmente dato il via alla stagione 23, gli ombrelloni sono approntati sulla spiaggia, le attività economiche partono, c'è grande entusiasmo, c'è grande voglia di mare. Gli operatori non nascondono anche le difficoltà che stanno attraversando il settore, ma il Veneto, nonostante tutto, vuole essere leader a livello nazionale. Nonostante le incertezze e le criticità che continuano ad attanagliare il settore, ad esempio sulla questione delle concessioni balneari, la grande macchina della costa veneta è di fatto partita e c'è grande entusiasmo, insomma gli operatori ritengono che sarà un'ottima stagione e quindi guardiamo alla stagione 23 assolutamente con ottimismo. Al Lido, già nel prossimo weekend, ci saranno altre aperture di stabilimenti, poi il momento clou da maggio a metà settembre con la mostra del cinema. Siamo certi che avremo dei numeri che ci riporteranno al periodo prepandemico e probabilmente in alcuni casi dove c'è stato un innalzamento del livello qualitativo dei servizi, come nella spiaggia in cui ci troviamo, riusciremo addirittura a superarci per confermarci ancora una volta come primo tematismo turistico balneare anche a livello nazionale.